Una badante settantenne padovana, anziché prestare assistenza, ha pensato bene di mettere in atto un piano diabolico. La donna doveva aiutare un'anziana di 91 anni ed il figlio di quest'ultima affetto da disabilità psicofisica. In poco tempo era riuscita a conquistare la loro fiducia, ma nella sua mente aveva pensato ben altro che assistere e basta. In poco più di 10 mesi la badante ha effettuato prelievi utilizzando indebitamente il bancomat dei suoi assistiti per 652.000 euro. Come è stato possibile prelevare importi così elevati? Per una serie sovrapposta di aspetti. Il fatto che la persona offesa fosse particolarmente anziana e malata, il fatto che disponeva di cifre liquide di importo così importante, la circostanza che purtroppo non c'erano dei parenti stretti o delle persone accanto nell'ultimo periodo e per ultimo anche la condotta stessa della badante che non ha rispettato, una serie di condotte legali. L'inchiesta ha accertato che la donna aveva reimpiegato il denaro sottratto alle vittime in attività di investimento a proprio beneficio, con acquisto di titoli e sottoscrizioni di polizze assicurative. Tutto avveniva nella medesima filiale di banca con la complicità del direttore dello stesso istituto. Non solo, ma la badante, come se non bastasse, aveva anche tentato di acquistare un immobile di proprietà dei due assistiti pagando con il denaro sottratto. La compravendita, per fortuna, non era andata a buon fine perché lo studio notarile si era reso conto dell'assoluta incapacità naturale di uno dei contraenti e si era quindi rifiutato di formalizzare il rogito. La badante è ora indagata per reati di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio su richiesta della Procura di Pordenone. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo di disponibilità dei valori pari ad 1.212.000 euro. Indagato per favoreggiamento personale e reale anche il direttore della filiale dell'Istituto di Credito. Non solo, ma la Guardia di Finanza di Pordenone sta ora indagando sulla morte della 91enne fatta cremare dalla badante. C'è un ruolo diretto della badante in queste operazioni, segnalato anche dai parenti della vittima.